Ritengo doveroso iniziare la seduta dedicando il nostro pensiero commosso al consigliere Claudio Senigallia. Quello che manca oggi è lui, fondamentalmente. Io ho sempre considerato gli antagonisti politici degli avversari, mai dei nemici. E poi quello che mi piaceva di lui era che ti punzecchiava sempre con una grandissima dose di ironia, che è sinonimo di una grande intelligenza. Insomma, anche in consiglio io facevo la mia parte, e lui puntualmente con questa battuta che non riuscivi nemmeno a prendertela perché era talmente intelligente e talmente ironica che ridevi e te la mettevi via. Io l'ho scritto anche, insomma, senza di lui Padova e il Veneto sono molto più poveri. Dopo questa coincidenza dell'inizio dei lavori con la scomparsa di Claudio fa particolarmente male. Io sono grato a Claudio Senigallia per tutto il lavoro che lui ha fatto da prima a Padova e poi in Regione. Mi viene da dire soprattutto nella sanità perché è l'ambito in cui lui ha dato il contributo più forte. Però è una persona con una grande sensibilità e con la capacità di lavorare in gruppo e questo io credo sia stato qualcosa di importante che lui lascia alla città di Padova e a tutta la regione.